ripresa, c'è un saldo occupazionale positivo, PIL col segno più, lo spread che continua a diminuire, insomma abbiamo tutte le condizioni per ripartire, per far rinascere il paese. Si fanno le visite e gli esami anche di sera e di notte, si lanciano degli slogan, non si fanno delle scelte, non si mettono i soldi e purtroppo se qualcuno viene chiamato a casa per fare l'esame alle 8 di sera ci crede anche che il problema sia stato risolto, ma è una balla colossale. E hanno utilizzato gli stessi medici che di notte costano il doppio, per cui noi siamo, diciamo, becchi e anche bastonà, come dice in Veneto. Il francese. E queste cose qui inizieremo a sbattergliele in faccia. Potremmo insieme veramente riprogettare una pianificazione turistica. Però dobbiamo anche dire, come ha ricordato il sindaco prima, che dal punto di vista della sicurezza è arrivato Zaia nel 2010 e i fondi per la sicurezza li ha azzerati. Erano 23 milioni di euro e li ha portati a zero. Quando con lo slogan Paroni a casa nostra noi siamo più poveri e più insicuri di una volta. Questa è la verità. E governano loro e la smettano di dire che è sempre colpa di Roma. E con gli altri miei compagni prendo la Traspolesana, però sono di quelle buche pazzesche, insomma. Stiamo girando il Veneto, stiamo facendo 579 comuni, in ascolto e riportando la politica da dove deve stare. 40 aziende visitate, piccole, medie, grandi, e 10.000 persone con cui noi abbiamo parlato. È uno spot questo? No, è un metodo. Il 10 maggio è la festa della mamma. Io sono convinta che le mamme, le nonne, le lavoratrici determineranno questa volta il cambiamento del Veneto. Quello era un istituto che accoglieva persone disabili gravi e lì la regione non ha controllato, ha continuato ad elargire fondi, non ha verificato sull'adeguamento a dei criteri stabiliti. Noi su questo abbiamo una proposta con una struttura indipendente e quindi controllare tutte le strutture accreditate, sempre legate ovviamente alla regione, ma che garantisca una terzietà. Addirittura l'assessore di riferimento di questa zona, che si chiama Coppola, è stata condannata dalla magistratura e decaduta dall'incarico di consigliere regionale, ma Zaia se l'è tenuta in giunta. Una che ha dichiarato il falso. E io sono profondamente orgogliosa di essere nemica di chi sfila di fianco ai fascisti e ai nazisti con la faccia del duce. Sono orgogliosa di essere nemica di questa destra e di questa